Una giornata febbrile per Giancarlo Galan, che dopo 77 giorni di carcere intravede la prima reale possibilità di uscire. In mattinata il primo atto. Gli avvocati Antonio Franchini e Nicolò Ghedini presentano in Procura Venezia l'istanza di richiesta di patteggiamento per il loro assistito. L'ex governatore del Veneto, l'ex ministro e il parlamentare di Forza Italia chiede di essere condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione con la confisca di beni fino a 2,6 milioni di euro. La sanzione complessiva risponde ai criteri di ragionevolezza ed economia processuale, la replica della Procura di Venezia. Il sì è congiunto, firmato da Luigi Del Pino, procuratore capo, e Carlo Nordio, procuratore aggiunto. La pratica passa di ufficio e attende via libera dal giudice per le indagini preliminari, dove il fascicolo arriva con il parere favorevole della Procura in ragione della congruità della pena, della carcerazione preventiva già sofferta e del suo proseguimento domiciliare. Galan, che in carcere opera, potrebbe essere trasferito a breve dall'infermeria alle celle comuni Spera. I suoi legali hanno chiesto la trasformazione della misura cautelare in arresti domiciliari, una detenzione iniziata il 22 luglio. Prima sia l'arresto dei deputati alla Camera, quasi in contemporanea le dimissioni dall'ospedale di Este dove era ricoverato da alcuni giorni, poche ore nella villa di Cinto e Euganeo, poi la mesta partenza in ambulanza dell'ex Doge del Veneto, scortato dalle forze dell'ordine, destinazione Opera. Quasi 3 mesi di detenzione, respinte tutte le istanze di scarcerazione presentate. Alcuni giorni fa la resa, dopo le ammissioni del suo commercialista Paolo Venuti ai giudici e la conseguente liberazione. 20 patteggiamenti attesi tra gli indagati nella vicenda Mose per il 16 ottobre e mentre resta in carcere a Pisa l'ex fedelissimo assessore Renato Chisso, per Giancarlo Galan la detenzione potrebbe essere agli sgoccioli.